i tre presidenti, ma ognuno a testa ha fatto due domande, quindi ne avanza una anche il De Brandolava ed è l'ultimissima della serata. E poi daremo la parola ai tre candidati per l'appello al voto. Sì, grazie Fabrizio. Con la promessa che non fa tanti preamboli. 45 minuti me la cavo. Ok, come normale. Tra l'altro io chiedo scusa ai miei amici presidenti qua, ma io devo decidere anche per chi votare, perché vivo qua in questo paese, quindi vabbè. Detto questo, volevo chiedere ai candidati sindaci se tranquillizzo loro, non sta facendo outing per dire per chi voterà, nel senso che vuole sapere più cose possibili per poi decidere. Ecco. Rispetto alla qualità dei pagamenti che ho sentito prima, qualcuno dice bisogna avere i soldi, altri dicono l'importante è che Regione o Stato o quant'altro ci dia l'opportunità di avere i fondi. Siccome con questo sistemino qua ci state letteralmente ammazzando, e quando diciamo che fate degli omicidi legalizzati sappiamo bene cosa diciamo, mettere fondi a disposizione che poi portiamo a casa i soldi dopo 2 o 3 anni significa mangiarci tutto il nostro guadagno. Quindi se fate fondi fateli per i comuni e pagatevi voi gli interessi. Quindi volevo sentire proprio impegni concreti in termini di qualità dei pagamenti verso le imprese in caso di opere pubbliche, perché non si possono fare opere pubbliche e poi scaricare il tutto sulle imprese. Adesso cambio rapidamente cappellino e divento cittadino in Musile. Allora, circa un paio d'anni fa il Comune di Musile, nella fattispecie la fiorente ridente cittadina di Croce, ha rischiato di trovarsi un forno crematorio proposto dall'attuale amministrazione con l'assordante silenzio dell'attuale opposizione. Per fortuna i cittadini di Croce hanno reagito e l'amministrazione comunale saggiamente, qua devo darvi tutto rispetto, ha fatto retromarcia rispetto a un progetto non preventivamente concordato. La domanda è, abbiamo ancora sto spettro all'orizzonte, anche perché non era previsto in nessuna opera, e qual è l'impegno che vi prendete in termini di tavolo di concertazione con le attività produttive e quant'altro, ma ricordiamoci che ci sono anche dei cittadini e prima di prendere determinate strade sarebbe bene sentirli. Che impegno vi prendete in questo senso qua? Grazie. Grazie Lava. Allora, sono due domande, quindi direi di dividerle. Facciamo un primo giro di 2 minuti per la prima domanda e l'altro successivo giro di 2 minuti per la seconda. Quindi doveva iniziare Carpenedo, mi sembra, questa volta. Bene, grazie. Cominciamo con la prima, che si riallaccia un po' tutto al ragionamento che avevamo fatto sul... Sì, ho già risposto a questo e ho risposto anche a alcuni blog che mi hanno chiesto un parere su questo aspetto. Ripeto che bisogna cambiare, assumere atteggiamenti diversi come amministratori locali, pubblici, nei confronti di chi offre lavoro e di chi mette a disposizione strumentazione. Quindi su questo io sarò veramente attento affinché si possano eseguire opere che sono sicuramente onorabili dal punto di vista finanziario. Per quanto riguarda il problema... No, sul forno crematorio lo facciamo dopo, così se no perdiamo il filo del ragionamento. Capiotto. Ma io l'ho detto prima sul discorso dei pagamenti certi e dovrebbero essere fatte le opere in funzione a quello che è la possibilità di spesa del comune, in funzione a questo. Quindi o si rinuncia a fare opere o nel momento in cui non si può sforare il patto di stabilità, il pagamento non può essere fatto e si deve tirare, purtroppo, dico purtroppo non perché c'è una volontà in maniera certa. Io l'ho detto prima, qual è secondo me la soluzione, quella della deroga del patto di stabilità, cosa che non possiamo fare noi come amministratori comunali, ma deve essere fatta dal Parlamento e dal governo e su questo io non posso non dire che su questa cosa le associazioni di categoria dovrebbero non chiedere ai comuni questo discorso qua, perché ripeto, i comuni in questo aspetto hanno le mani legate, ma dovrebbero tirare la giacchetta a quelli che sono gli esponenti che poi vanno a Roma a portare avanti questo aspetto qui. E su questo purtroppo non è per cattiveria, è per promettere la luna nel pozzo, ma non è possibile fare miracoli su questo, se non derogare appunto e uscire dal patto di stabilità. Grazie Capiotto. Biancone.
Proponiamo ristrutturazione e sistemazione degli uffici comunali in modo da ridurre le spese. Riducendo le spese da una parte si possono versare dei soldi da un'altra. Per quanto riguarda gli interventi all'interno del territorio, si cercano di limitare con piccoli interventi mirati in modo da non sforare verso aziende private. Sì, però non si può fare demagogia su questa cosa del patto di stabilità, perché è una normativa europea. Se vuoi ti porto il plico di interrogazioni, di raccomandazioni al governo, anche precedente col ministro Tremonti, non dico l'attuale governo Monti, dove abbiamo chiesto con forza di avere il giusto spazio di manovra, perché i soldi nella tesoreria comunale ce li abbiamo e non possiamo essere bloccati da questi vincoli, da questi balzelli europei. Quindi è stato fatto un lavoro capillare, ogni settimana arriva in aula una mozione su questo tema. Ovviamente se vogliamo mantenere gli equilibri europei a 360 gradi dobbiamo anche rispettare questo tipo di normative circolari. Se vogliamo far saltare la baracca europea, io sono un euroscettico perché abbiamo fatto l'Europa e poi abbiamo fatto i regolamenti, invece prima si fanno le regole e poi si fa l'Europa. Questo è il problema di fondo e oggi ci troviamo a pagare il conto, noi che siamo dal punto di vista strumentale il paese anche meno strutturato. Infatti chi comanda? Comanda la Germania, comanda la Francia, comandano paesi ben più strutturati. Noi senza regole ci facciamo invadere letteralmente da norme europee e siamo deboli in questo confronto, per cui è difficile poi rispondere al tema dei pagamenti, perché quando arrivano delle opportunità, dei contributi, dei finanziamenti, come abbiamo detto prima la pista ciclabile, non li prendiamo, li perdiamo, però se li prendiamo dobbiamo anche poi assolvere fino in fondo i pagamenti delle imprese che fanno i lavori. Allora è un cane che si morde la coda e quindi non facciamo demagogia su questa cosa, cerchiamo di fare le cose essenziali ma non perdiamo le occasioni che ci arrivano dall'alto con contributi importanti, perché se restiamo fermi al nostro territorio siamo veramente finiti. La seconda domanda, toccava a Capiotto iniziare, sì. Su questo discorso qua io mi sento di dire una cosa, non c'è stato un assordante silenzio dell'opposizione su questa vicenda, l'opposizione lo ha saputo nella commissione consigliare pre-consiglio di quello che era il provvedimento urbanistico perché si trattava di una variante urbanistica per la possibile realizzazione, ma il provvedimento in questione era una variante urbanistica, non era la realizzazione, bisogna dirla bene la cosa, era una variante urbanistica, il provvedimento in questione parlava di variante urbanistica, non era la collocazione di un impianto di cremazione. Su questo è sorto un comitato e qui l'amministrazione proponente questa iniziativa ha ritirato la delibera, ma su questo io mi sento tranquillamente di rassicurare tutti che una cosa del genere se la si fa la si deve concertare quantomeno con la cittadinanza, cioè cittadinanza e i residenti di una o del territorio, ma non è nei nostri programmi la realizzazione non l'abbiamo messo di nessun impianto di cremazione nel nostro programma, quindi io mi sento di poter rassicurare che dal punto di vista nostro questo è un problema che non sussiste. Però voglio ricordare che non era la realizzazione di un impianto di cremazione, ma si parlava di una variante urbanistica per la realizzazione che poi è stata ritirata dall'amministrazione proponente. Biancone. Noi non abbiamo in programma, se per caso dovesse uscire l'argomento in una riunione di democrazia diretta, solleveremo il problema a tutti i presenti. E se ne discuterà insieme. Cioè. Sì, io ho vissuto ovviamente come sindaco in primis in prima persona questo argomento. L'abbiamo portato avanti in giunta, è stato dato mandato a un professionista di verificare l'opportunità di fare questo, è stato seguito con un professionista, mi ricordo, di Spinea, perché c'era una realtà già esistente. Abbiamo fatto un errore, chi amministra deve avere anche la coscienza di fare autocritica e mettersi in confronto con i cittadini, dei cittadini che sono venuti a trovare, hanno chiesto sicuramente di discutere su questo tema, di poterlo mettere su un tavolo assieme. Abbiamo capito che effettivamente poteva avere comunque un impatto importante per la cittadinanza perché tocca un argomento molto delicato oltretutto. E sappiamo che il cimitero di Croce è molto vicino al centro stesso della frazione, per cui
con un argomento, con un tema così delicato, abbiamo portato in Consiglio Comunale un dietrofront, come giustamente Lello prima citava, ma che è anche frutto, credo, di una saggia politica, che è quella anche del confronto, di non mettersi sicuramente di traverso, ma di mettersi in confronto con il cittadino. C'è stato un comitato, credo che questo comitato abbia avuto la forza giustamente di far capire all'amministrazione che su temi così delicati prima si incontrano i cittadini e poi si fanno le scelte opportune. Credo che la maggioranza però abbia dimostrato in questo senso la maturità di saper fare un passo indietro, perché appunto i cittadini di Croce, ma soprattutto questo comitato, ce lo chiedevano e va oltre ogni altro aspetto, anche meramente economico, per cui abbiamo fatto volentieri questo tipo di intervento e oggi non compare neanche nel mio piano programmatico per i prossimi 5 anni. Carpenedo. Sì, senza fare della retorica, perché qua è facile scadere nella retorica, io posso dire che invece grazie a questo comitato che ha saputo valutare la situazione e dire no ad un'iniziativa che forse poteva anche essere realizzata. Quindi questa è una dimostrazione che una partecipazione attiva dei cittadini può influire sulle scelte amministrative di un'amministrazione, ed è stata una prova importante anche per noi, perché abbiamo accolto tutte le richieste, tutte le perplessità e condiviso con questo comitato l'esigenza di non realizzare un impianto simile. Non è neanche nel nostro programma, per cui su questo non lo faremo. Però dico, voi, cioè cittadini, sarete sempre ascoltati e sarete sempre sentiti sulle scelte importanti, e questa era una scelta importante, senza fare tanta demagogia, era una scelta che riguardava la vita di una comunità come quella di Croce, di vita cittadina, ma che poteva appunto avere delle ripercussioni anche sulla tranquillità della vita. E quindi grazie a voi, grazie alla vostra attenzione, così deve essere nelle scelte che fa un'amministrazione, e così deve essere per un'amministrazione attenta e disponibile al dialogo con i cittadini per potersi confrontare e mirare meglio i propri obiettivi. Io cercherò di ascoltare il più possibile il territorio su questo, e scelte come queste non devono essere calate, sulla gente, devono essere discusse e condivise.